Qualche comune continua a multare gli automobilisti, altri aspettano che la situazione sia più chiara, altri chiedono solo la differenza. Parliamo dei parcheggi sulle strisce blu, quelli che hanno una tariffa oraria. Lascio l'auto, pago in anticipo il tempo che intendo rimanere e se resto più a lungo rischio una multa da 25 euro. Questo fino ad ora perché un'interpretazione del Ministero giudica illegittime queste contravvenzioni, invitando alcuni sindaci a far pagare solo la differenza. Mi sembra che dovresti pagare il tempo che hai sforato. Ma solo il tempo, non la multa completa, secondo me, se è possibile. Le è mai capitato? Di sforare sì, devo dire la verità. In Veneto queste multe rappresentano in media meno del 10% del totale, quindi sono cifre limitate. Eppure per i sindaci ora ci sono due alternative: continuare sulla strada delle sanzioni o fermarsi. A Treviso nel 2013 sono state 550 su 90.000 e l'articolo 7,15 del codice stradale continuerà a essere applicato senza incertezze. Il mancato pagamento della sosta porta a una sanzione che è quella prevista dal codice della strada. Ora si tratta di due pareri appunto difformi fra loro che meritano certamente di essere approfonditi, ma che restano sempre comunque dei pareri. Quello che vale per noi è la norma. A Padova l'assessore alla Polizia Municipale Marco Carrai teme che questa interpretazione aiuti i furbetti e penalizzi il turnover dei posti auto, circa 6.500 in città. Uno potrebbe lasciare l'auto pagando un'ora e riprenderla alla sera rischiando al massimo qualche euro di sanzione, quindi si continua senza temere ricorsi. I cittadini sono tutti dalla parte dell'illegittimità della multa. Dovrebbe essere così perché potrebbe essere successo un imprevisto, potrebbe esserci un evento non previsto per cui non sempre è malafede. Non trovo perché nelle città bisogna avere soltanto parcheggi a pagamento, questo già non è giusto. Uno può avere un imprevisto, ritardare 10 minuti, giustificando paga la differenza. La tecnologia però potrebbe risolvere il problema. A Treviso, città virtuosa, consente già di pagare lo sforamento dell'orario via SMS. A Padova tra poco partirà una sperimentazione analoga, come sottolinea il presidente di APS, Opere e Servizi, Riccardo Benzic. I parcheggi della cittadella della Stanga saranno messi in rete e chi verrà da fuori città potrà trovare parcheggio a colpo sicuro. Mai successo? Hai mai preso la multa per il parcheggio? Fino adesso no, però spero che adesso, anche con lei parlando, che non penso che mi capita oggi, però...